That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. So good, so good, so good, so real. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Love it, so please don't stop it. You got me riding in your jean pocket, laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love it, so please don't stop it. It's like a powerful with a little bit of tender and emotion, no sexual. Buonasera, un buon pomeriggio da Cornino di Forgaria. Ieri ci avevamo visti a Pontebba per la prima edizione di Fan Art. Oggi andiamo a esplorare assieme a voi qualcosa di eccezionale che è cresciuto a vista d'occhio. Non possiamo mostrarvi veramente tutti i visitatori che ci stanno circolando attorno in questa punta di diamante in questa frazione di Forgaria. Siamo appunto nella riserva di Cornino, naturale di Cornino, dove stasera attorno alle 21 verrà proiettato un documentario dedicato a qualcosa che vi mostreremo dal vivo e che alberga proprio da queste parti. Io vorrei andare dal presidente della cooperativa Pavese, Luca Sicuro. Ben trovate, grazie della disponibilità. Buonasera, grazie a voi, benvenuti qui alla nostra riserva, riserva di Cornino conosciuta per il lago di Cornino e per il progetto Grifone che noi portiamo avanti da tanti anni. Questa sera abbiamo un evento dedicato agli anfibi e rettili del Friuli Venezia Giulia per poter sfatare qualche mito che è ancora legato a questi animali e che quindi questi animali soffrono perché comunque i serpenti vengono ancora visti come animali pericolosi e vengono molte volte bistrattati e maltrattati. Ecco Luca, dobbiamo dire, nasce questa realtà negli anni '80? Sì, nasce negli anni '80 per volere di Fabio Perco e Fulvio Genero insieme all'amministrazione comunale. Questa area è stata valutata come un'area propensa per la riqualificazione e la riproduzione dei grifoni, quindi qui è stato messo in piedi questo progetto che ha fatto sì che nel corso degli anni questi animali potessero ripopolare le nostre zone con numeri veramente alti che adesso si sono stabilizzati e quindi le colonie sono al sicuro. Il visitatore che cosa trova? Il visitatore, allora, la riserva è conosciuta per il lago molto particolare con queste acque azzurre, e poi qui arrivando al centro visite c'è la parte museale, le voliere con tutta la fauna selvatica del luogo incentrata comunque sui rapaci, e poi c'è il punto di alimentazione dove ci possono vedere i grifoni che si alimentano dove noi somministriamo il cibo, poi vedere questi animali che hanno circa 3 metri di apertura alare, volare liberi sopra le proprie teste, comunque un qualcosa di molto molto particolare. Ecco, prima della diretta ti chiedevo in quanti siete, stavate dando del pane ai cervi, c'è anche molto volontariato? Allora sì, c'è del volontariato che viene comunque associato a noi attraverso il comune, però noi abbiamo una gestione privata che è assegnata dal comune a noi come cooperativa Pavese, in cui sono impegnate 4 persone assunte dalla nostra cooperativa, coadiuvate poi anche da personale esterno che ci aiuta in tutte le mansioni che sono talvolta anche complesse e difficili, che non si conoscono, anche proprio per quanto riguarda l'approvvigionamento del cibo dei grifoni che noi effettuiamo 3 volte a settimana, e quindi comprende un lavoro molto molto importante. Ecco, nelle riprese di Paolo Bassi abbiamo visto i grifoni, sono alle sue spalle, ma di che cosa si alimentano? Allora, i grifoni si nutrono di carcasse, non sono dei predatori, noi serviamo carcasse intere, loro sono gli spazzini del nostro ecosistema, quindi loro vanno a nutrirsi di tutti gli animali e la fauna selvatica che muore sul nostro territorio. Qui noi li aiutiamo servendo loro degli animali e delle carcasse intere che provengono dal recupero della fauna selvatica, della forestale della regione, che copre comunque il fabbisogno per circa un 15-20%, per il resto noi serviamo loro i maiali morti negli allevamenti del San Danielese che andiamo a prelevare e portiamo sul punto di alimentazione.
Ecco, il punto di alimentazione dov'è? Allora, il punto di alimentazione qui è poco distante dalla riserva, però visibile, è questa parte esposta di roccia che abbiamo adesso qui dietro alle nostre spalle. Lì noi abbiamo questa distesa dove disponiamo queste carcasse, i grifoni poi arrivano, iniziano i loro voli circolari, poi scendono e si nutrono liberamente. Senti, le stagioni per la riserva naturale di Cornino non sono tutte uguali, qual è quella che dà più soddisfazione? Allora, diciamo che il periodo che va verso la fine dell'estate è il periodo dove noi abbiamo il numero più alto di grifoni, perché ci sono i grifoni che arrivano dalla zona della Croazia e quindi abbiamo numeri alti, siamo arrivati anche a 400 grifoni in concomitanza, in alimentazione sul nostro punto dove serviamo il cibo, quindi vedere un numero così alto di questi animali è un qualcosa di veramente eccezionale. Senti, in questa diretta ci sono già i protagonisti che verranno in postazione, ci sono le associazioni, poi c'è un certo Genero. Sì, Fulvio Genero, il direttore scientifico, è uno dei massimi esperti di avvoltoi in Europa. E il vicepresidente chi è? Il vicepresidente Sabrina Martinelli che sta spingendo, perché ha una voglia matta di venire qua. Vuole assolutamente prendere... No, Sabrina, 2 secondi che poi lanciamo, vieni un attimo. 2 secondi, promesso, veramente sono 2 secondi, così facciamo parlare. Ecco. Assolutamente, Sabrina, voglio dire, è il fulcro della cooperativa Pavese, lei regge la cooperativa Pavese da molto prima di me, io sono presidente solo per questioni, voglio dire, amministrative, ma lei comunque regge tutto quello che è la cooperativa in sé. Passa questo papà col passeggino, da dove arriva? Lo facciamo in diretta? Venga, ha già fatto la visita? Sì. Non è piaciuto di più? Là, i grifoni, i cosi, là. Grifoni. Mi è piaciuto che è grande. È la prima volta che entra? La prima volta. La vipera lì. La vipera dal corno. Dov'è il bambino? Il bambino è lì. Con la sua madre. Come si chiama il bambino? Christopher. Christopher. Ci saluti Christopher. Arrivederci. mille. Arrivederci. Vicepresidente, la gente ha bisogno di sorridere, anche di improvvisare ogni tanto. Per chi ci sta guardando da casa, meglio prenotarsi se uno vuole visitare La riserva è aperta tutti i giorni adesso fino alla fine di settembre, dalle 9 alle 18 la sera. Non occorre prenotare se non per prenotare la visita guidata. Quindi l'ingresso è libero, si può accedere tranquillamente al centro. E se invece si vuole visitare appunto accompagnati da una guida, la nostra segreteria è sempre disponibile e mettiamo a disposizione le nostre guide specializzate che vi spiegano tutto come funziona il progetto Grifone, come funziona il centro visite, come funzionerà una visita alla riserva. Senta, i numeri sono un po' viziati da questo maledetto virus che speriamo di sconfiggere il prima possibile, ma ante Covid qual è il numero delle visite? A quanto ammontava? L'anno scorso per esempio abbiamo registrato 18.000 presenze e anche quest'anno penso che ci avvieremo su questi numeri perché ogni settimana, ogni domenica registriamo sui 300-400 visitatori giornalieri. Senta, e il visitatore tipo chi è? Il visitatore tipo in questo periodo, diremmo in questo momento, sono le famiglie. Le famiglie hanno tanto bisogno di uscire appunto e visitare questi posti naturali protetti e quindi direi che la visita... Il visitatore tipo è quello lì? È la famiglia. Allora, un saluto al nostro Paolo Bassi, l'operatore di giornata che è qui con me a Cornino di Forgaria, un saluto a Fabio Di Bernardo in regia nei nostri studi di Via Nazionale 120 a Tavagnacco. Prima della diretta abbiamo avvicinato alcuni dei visitatori, la vicepresidente diceva appunto le famiglie, coppie, bambini, vediamo che cosa ci hanno detto. Visitatori qui alla riserva naturale di Cornino, c'è questa coppia che arriva da? Bruniera. Siete venuti? Poi c'è Pordenone. Senta, appositamente siete qui proprio per Per vedere il lago di Cornino. è la prima volta? No, la seconda. Per me è la prima. Per- Per me è la prima. E vedo che le bambine sono particolarmente attratte da queste 2 vipere delle quali ci parleranno i nostri esperti. Che cosa le è piaciuto più di questa visita? Il lago, il colore del lago. Quindi voi una visita di un'oretta? Sì, mezz'oretta, un'oretta. Sì, ma è tutto bello qui, anche i cervi, il gufo reale, gli allocchi, stare attenti un attimo, anche cercarli nelle gabbie.
Avete preso il sole o no? Un po'. Quanto è durata la visita da queste parti? Mezz'oretta, Sì, un'ora. Sì, un'oretta. Un'oretta. Allora, a 2 passi dai Cervi lei arriva da? Io da Porpetto. Io da Caorle. Qui c'è una relazione in corso. Beh sì, evidentemente sì. Senta, voi siete amanti di questi ambienti, una domenica alternativa? Ma siamo amanti, anche se a Cornino non siamo mai venuti. Stiamo scoprendo un ambiente meraviglioso con gli animali che sono veramente a un passo e si possono vedere in tutta la loro bellezza qui. Nella vita che cosa fa? Io mi occupo di progetti sociali e educativi. Quindi ha bisogno di rilassarsi. Sì, beh, ma c'è più bisogno di bellezza e di contatto con i ritmi naturali. Credo che questo valga per tutti, onestamente. E lei signora? Sì, io sono insegnante. Si è ferma. Sì, però anche a me piace. Le passeggiate nella natura è una delle cose più belle, più rilassanti che si possano fare, ecco. Dopo un anno del genere, no? Sì, è stato un anno impegnativo. Questo serve molto a sbollire lo stress. E vedete, gli amici della cooperativa Pavès hanno somministrato del pane agli animali che sono oltre questa rete, mi sa tanto che il pane è già finito. Senta, i grifoni quanto le piacciono, quanto la attraggono? Sì, un bel uccello, insomma, dai, tutto sommato. Da dove arriva? Gradisca. Non è solo. No, c'è la mia compagna là che... Come si chiama la sua compagna? Patrizia. La Patrizia che si è allontanata da qui, sarà andata a vedere i grifoni da un'altra angolatura. Ma eravamo già qua noi comunque, per il lago e vedere i grifoni e via dicendo. Anche perché sono lassù in alto. Avete fatto un po' di chilometri. Sì, moto. È venuto in moto? Che moto ha? Scusi, mi faccio gli affari su. Custom. Semplicemente custom. Custom. Grazie. Prego. Avete pranzato da queste parti? No, siamo a ditta. It's like a downfall with a little bit of tender and emotional sexual. Siamo in diretta ancora dalla riserva naturale di Cornino, abbiamo sullo sfondo il canto delle cicale. Alla mia sinistra non c'è una cicala, ma è uno che evidentemente ama il mondo animale. Caro Fulvio Genero, intanto salutiamo la Treppo. Esatto, ciao Paola, peccato che oggi non ci sei, ma insomma dai, speriamo la prossima volta. Io ho detto a Genero, accontentati di Paroni, quindi ma era venuta a fare una voi la linea? Cosa è venuta a Sì, fare? più volte, è stata qui varie volte, insomma, poi ci conosciamo da tempo. Salutiamo la Treppo, direttore scientifico della riserva. Intanto spiegaci un po' questo ruolo. Beh, è un ruolo, ovviamente lavoriamo assieme alla cooperativa Pavès, no? Lavoriamo sempre, in tutti i settori lavoriamo assieme, sia per quello che è la ricerca, la gestione e anche la divulgazione. Loro ovviamente sono impegnati in molti fronti, io seguo di più l'aspetto tecnico-scientifico, in particolare per quello che riguarda tutta la fauna selvatica presente, ma soprattutto i grifoni, che è il nostro progetto principale, no? Poi ci sono anche problemi inerenti agli uccelli in cattività, no? Qui, come avete visto, abbiamo degli animali nelle voliere, sono tutti animali feriti, non recuperabili, questo lo specifichiamo sempre. Non ci divertiamo a tenere gli animali in cattività per farli vedere ai visitatori, ma cogliamo l'opportunità di avere animali che non si possono liberare per farli vedere da vicino, anche perché pochissimi o forse nessuno ha mai visto un grifone o un gufo reale o un allocro di orali a pochi metri, e questa è una grande opportunità per far apprezzare ancora di più questi meravigliosi uccelli che altrimenti in libertà si vedono ovviamente a una certa distanza, no? Per cui ci sono tante cose da seguire. E direi anche gli aspetti relativi ai rapporti internazionali, nel senso che questi grifoni che si spostano e si muovono moltissimo ci mettono in contatto un po' con tutti i paesi europei e non solo europei, anche extraeuropei, nel senso che sia per i loro spostamenti sia per lo scambio di tecnologie, anche di informazioni scientifiche e tecniche, siamo in contatto con i più grandi esperti, per cui poi facciamo parte anche di una fondazione internazionale che si occupa di avvoltoi, che si riunisce più volte all'anno. E, insomma, tra i gruppi che lavorano, che non sono molti, con questi animali molto particolari, è importante che ci sia uno scambio continuo di sinergia e di informazione. Ecco, prima Sicuro parlava di 400 presenze contemporanee di grifoni, questo avviene
più o meno in che periodo? Questo può succedere in estate solitamente, no? Già le scorse settimane abbiamo avuto più volte 300 grifoni o forse anche più di 300 sul carnaio, poi succede di nuovo a fine agosto solitamente. Cioè non è un numero stabile. La cosa interessante di questo progetto, direi, è che è vero che abbiamo un punto di alimentazione dove gli animali si riforniscono, cioè un punto sicuro di riferimento. Quando non hanno abbastanza cibo sulle montagne loro vengono qui, e questo è importante anche per avere una colonia nidificante che altrimenti non si potrebbe avere. Però è anche vero che questi si spostano moltissimo, quindi se ci sono periodi in cui ci sono 300 grifoni durante l'estate, possono esserci poi periodi in cui ce n'è pochissimi, proprio perché vanno in altre zone. Per esempio può esserci una certa mortalità sugli alti tauri in Austria di vacche o di pecore, e loro si spostano, anche più di 100 si portano in quella zona. Quindi diciamo 300-400 sì, possiamo avere durante l'estate, che però fanno riferimento a un territorio molto vasto e che, come dicevo prima, si spostano in funzione delle risorse trofiche. Alcuni arrivano anche dalla Croazia o tornano indietro, ecco, in funzione di quello che trovano su questo vasto territorio. Durante l'inverno ce n'è di meno, però abbiamo almeno un 200 grifoni circa presenti anche durante il periodo invernale. Genero, potrebbe sembrarti una domanda banale, ma come comunicano i grifoni? Tu prima mi dicevi... Quelle che sembrano banali sono sempre le domande più difficili. Sì. Beh, comunicano in modo visivo, nel senso che loro hanno una vista molto acuta, no? Come sappiamo, poi si volano a grandi distanze, esplorano grandi territori e si tengono in contatto visivo tra loro. Dipende un po' dal tipo di informazione che vogliono scambiare. Ecco, per quello che riguarda il cibo, loro si tengono, come dicevo, in contatto visivo, e quando qualcuno trova da mangiare scende con una tipica spirale molto ampia, fa un volo molto appariscente, molto vistoso, che gli altri osservano e si radunano tutti proprio nello stesso punto, no? È una cosa che vediamo qui, ma abbiamo osservato anche in Spagna o non so, in Africa, no? Quando il cielo sembra veramente vuoto, non c'è un grifone, improvvisamente se uno trova una fonte, una carcassa, una fonte trofica, arrivano da tutte le direzioni e si concentrano, in pochi minuti il cielo si riempie di grifone. Tra di loro poi hanno molti un repertorio vocale molto ricco. Si pensava che fosse povero, nel senso che hanno dei versi che qualcuno definisce sgraziati, non certo così belli come nei passeriformi. Hanno questi versi acuti, diciamo, che utilizzano per la competizione sul cibo, sui siti di alimentazione e sui posatoi. Però recenti ricerche che sono stati fatti da studiosi proprio italiani hanno scoperto che c'è un repertorio vocale molto ampio che noi non percepiamo in tutte le sue varianti, ma con questo repertorio riescono a scambiare un sacco di informazioni, e probabilmente altre cose rimangono ancora da scoprire. Le scolaresche, credo che sono animali molto affascinanti. Beh, vedere dei grifoni, no? Questi uccelli, come diceva Luca prima, di quasi 3 metri di apertura alare, no? Di 8-9 kg di peso, con un volo maestoso, spettacolare. Sono dei grandi alianti, no? Che riescono a volare senza abbattere le ali. Per lo più, in più sono anche sociali, quindi presenti spesso in gran numero. Qui a volte, quando vengono ad alimentarsi sul carnaio, ne veniamo in volo anche 100-200 assieme, fanno veramente spettacolo. Dobbiamo anche considerare che vedere queste cose non è così comune. Questa è l'unica colonia di tutte le Alpi, non solo italiane, di tutte le Alpi è l'unica colonia, quindi è un qualcosa di veramente particolare. E gli studenti, i ragazzi, ma non solo i ragazzi, anche gli adulti rimangono impressionati, e questo è sicuramente positivo perché li avvicina al mondo di questi grandi rapaci, che ha ancora bisogno, come forse è già stato detto, ma ancora bisogno di essere capito, nel senso che alcuni possono pensare che siano ancora proprio capaci di danneggiare, fare dei danni al bestiame, eccetera, invece sono esclusivamente necrofagi e quindi non causano alcun problema all'uomo e alle sue attività. Ecco, per cui vederli e portare soprattutto i bambini o non solo bambini, è fondamentale, anche perché ormai stiamo operando da più di 30 anni e praticamente tutti studenti ed ex studenti, ormai genitori, sono passati di qua e ormai tutti un po' sanno quello che è un grifone, sono sensibilizzati, anche affascinati da questo, e poi portano amici, parenti, genitori o figli. E questo, ecco, direi che oltre al risultato ecologico scientifico è importantissimo anche per il turismo naturalistico la sensibilizzazione. Senti, per usare un termine che abbiamo purtroppo sentito molto spesso, questo assembramento che ci fa pensare al Covid, ma di grifoni, evidentemente hanno trovato l'ambiente giusto qui. Beh sì, certo l'ambiente è giusto, infatti era stato anche pianificato per questo il progetto. Qui non ci sono le pareti come posatoi anche per la nidificazione, c'è un clima adatto e c'è anche il fatto ovviamente che noi mettiamo qui da mangiare, no? C'è questo punto di riferimento che per loro è molto importante. Poi appunto, essendo una specie sociale, anzi è la specie tra i rapaci, è sempre un uccello rapace, anche se non cattura più animali vivi, è la specie più sociale che ci sia, no? Per cui è normale che si riuniscano, soprattutto in alcune occasioni, come dicevo prima, sui nidi, sui posatoi e sui siti di alimentazione, è normale che si riuniscano in grande numero. Proprio è una specie gregaria e questa è la loro caratteristica, che gli consente anche di sopravvivere e trovare cibo in aree dove il cibo è molto disperso e poco presente.
Adesso, grazie, ma rimarrà con noi il direttore scientifico della Riserva Naturale di Cornino. Vorrei mandare l'intervista che ho realizzato pochi minuti fa con l'assessore al turismo Pierluigi Molinaro, che ci spiega un po' la genesi, come è cresciuta, come si è sviluppata quest'area. Pierluigi Molinaro, assessore al turismo per il comune di Forgaria. E allora Molinaro, Covid, al netto del Covid, questa è una bella attrazione turistica. Sì, un'attrazione turistica fondamentale per il nostro territorio, perché abbiamo visitatori che arrivano da tutta Italia tutto l'anno, per la particolarità naturalmente di quello che si trova qua al centro visite e per il lavoro naturalmente che sta facendo la cooperativa che gestisce, che ha in mano la gestione della riserva da tantissimi anni, quindi è diventato un punto di riferimento non solo regionale ma anche nazionale e anche internazionale, visto che conoscerete magari più tardi il dottor Fulvio Genero, che con i suoi studi scientifici ha portato, naturalmente porta lo studio del grifone anche al di fuori della nostra regione, del nostro territorio, però diventa un punto vitale del nostro, ma non solo per una meta turistica, ma anche perché arrivano qua da noi tantissime scolaresche che ogni anno, Covid permettendo, negli anni precedenti ha frequentato questo sito per conoscere le specie che troviamo qua, che non è solo il grifone ma tante altre specie particolari. Una riserva che è cresciuta come nel tempo? È cresciuta, diciamo, negli anni, era partita in sordina perché era una sfida tantissimi anni fa, era una sfida che ha trovato anche un po' una contrapposizione, anche un po' sociale, diciamo, ecco. Però dopo veramente è stata la bravura delle amministrazioni che ci hanno creduto negli anni, ma anche di chi ha collaborato in questa riserva. Devo dire la verità che la svolta l'abbiamo data circa 10 anni fa, quando abbiamo saputo, grazie a questa collaborazione che è nata con la cooperativa Pavese, che ha dato una svolta dal punto di vista turistico. Prima era molto scientifica, ma era giusto che fosse così. Nel momento in cui l'amministrazione abbiamo deciso che era un momento anche particolare per dare anche una visibilità a questo territorio, abbiamo nata questa collaborazione con loro. Naturalmente è stata data una svolta importantissima, perché con gli eventi che sono stati organizzati, cioè si è aperta la riserva, diciamo, non solo agli addetti ai lavori ma alle famiglie principalmente, ai turisti, quindi venivano organizzate e spero che adesso, permettendo sempre quello che è successo la pandemia, si riaprano quelle attività che chiamavano qua famiglie, bambini. Veramente era bellissimo vedere la gente che veniva qua a vivere la particolarità di questi eventi. Di Telefriuli Estate, siamo in diretta dalla Riserva Naturale di Cornino di Forgaria. Approfittiamo di questo contenitore per dare qualche notizia di territorio nell'ambito della rassegna Cinema Sotto le Stelle, organizzata dal Comune di Basiliano in collaborazione con la Proloco di Variano. Martedì 20 luglio alle 20:30 presso la collina di Variano verrà proiettata la prima visione mondiale del film Il Signor dai Anei, la compagnia dall'Anel, doppiata in lingua friulana. 3 giovani ragazzi del posto, tutti volontari e tutti principianti, hanno eseguito una magnifica operazione di doppiaggio del primo film. Il lavoro è stato eseguito in modo magistrale, tanto da ricevere il plauso e il patrocinio della Società Tolkieniana Italiana e dell'Arlef, Agenzia regionale per la lingua friulana. Gli altri appuntamenti saranno mercoledì 21 alle 21 Re Leone, mercoledì 4 agosto alle 21 10 giorni senza mamma, e per le prenotazioni si possono trovare le informazioni sulla pagina Facebook del Comune di Basiliano. Vado da questo signore che si chiama Bruno Dentesani, che tra l'altro è l'autore di un libro particolarmente letto sugli uccelli del Friuli Venezia Giulia. Ecco, abbiamo parlato fino adesso di grifoni. Sì, certamente i grifoni sono la specie più interessante, la specie, diciamo, target per questo posto, però in realtà molti altri uccelli vengono attratti da questo punto di alimentazione. In particolare possiamo parlare per esempio del corvo imperiale, che è il più grande rappresentante dei corvidi, che qui è sempre presente, e si trovano assembramenti, come si diceva prima con questa parola
un po' del momento, di diverse decine di esemplari. È difficile vederli tanti assieme perché anche durante le escursioni in montagna se ne vedono 2 o 3 alla volta, invece qui è interessante vedere come sono sempre presenti anche durante l'epoca riproduttiva, quando fanno la spola probabilmente dai luoghi di riproduzione fino al cosiddetto carnaio per poter riportare ai giovani l'alimento della giornata. Poi sono da ricordare altri rapaci come il nibbio bruno, che è un rapace che spesso gira, ce n'era anche qui un momento fa alcuni che volteggiavano, è una specie tipica che frequenta questi posti, diciamo, questi punti di alimentazione. E poi, se vogliamo anche parlare dell'aquila reale, ci sono alcune presenze non molto frequenti, ma talvolta si fa vedere insieme ai grifoni, diciamo. L'avvistamento poco fa proprio col binocolo, no? Sì, l'avvistamento di questi nibbi bruni è un uccello che si fa vedere soprattutto durante l'estate perché è migratore, durante l'inverno scompare e quindi appunto si vede solo in questa stagione, diciamo, no? Comunque la zona è interessante, oltremodo interessante anche per altri rapaci, per esempio il falco pellegrino si vede spesso girare sopra le rocce sovrastanti il centro visite, come anche un'altra specie interessante è il biancone, che è un'aquila che si nutre prevalentemente di serpenti e che si può osservare mentre volteggia in alto, soprattutto l'alveo del tagliamento. Senta, questa passione per i volatili per lei quando inizia? Ma quando avevo, diciamo, possiamo parlare di 60 anni fa, quindi quando ero bambino, da quando ero bambino. Probabilmente ai tempi non aveva il sistema di osservazione che c'è adesso. Non c'è niente, non c'erano neanche libri, testi adatti. Io mi ricordo che il primo testo riguardante l'ornitologia italiana, diciamo, l'ho comprato che avevo 15 anni ed era un testo in inglese praticamente. Senta, cosa pensa delle fiere ornitologiche? Sono utili o no? È un grande discorso, certamente ci sono degli effetti positivi anche per quanto riguarda la conoscenza, la divulgazione e poi altri fenomeni che andrebbero, diciamo così, fermati, come tipo l'utilizzo di piccole gabbiette che vengono utilizzate, uccelli da richiamo, è un grosso discorso. Dovrebbe essere, diciamo così, ponderato. Quante volte viene alla riserva? Ma vengo spesso, diciamo che vengo da diversi decenni, da quando è nata, però vengo spesso perché è un luogo estremamente interessante. Anche le zone circostanti, per esempio zone rupicole che da qui vanno fino a Cavazzo e anche oltre, che si affacciano sulla pianura, ospitano per esempio specie come il gufo reale e soprattutto durante l'estate anche molti passeriformi particolari. Possiamo ricordare che qui questa parete che è esposta a sud ha delle stazioni ancora presenti di leccio, praticamente, che è una pianta tipica dell'ambiente mediterraneo e che ospita per esempio l'occhio cotto, che è un silvide tipico della zona mediterranea. Scusi, c'è posto per tutti? In che senso? Voglio dire, c'è rivalità fra queste specie? Sì, certamente, però penso che se la giocano fra di loro, se qualcuno non è molto gradito viene subito spodestato, diciamo. Non c'è posto per tutti evidentemente, no? Ognuno ha il suo territorio, ma evidentemente si trova un certo equilibrio a un certo punto. Grazie. Prego. Allora, volevo ancora 2 secondi, vicepresidente. No, avevo bisogno solo che così facciamo il cambio, che avremo il presidente della proroga fra pochi istanti. Questa sera alle 21 cosa succede? C'è la proiezione? No, allora alle 18 parte un'escursione naturalistica qua dal centro, accompagnati dalla guida naturalistica Tiziano Fiorenza, e alle 8 viene proiettato sempre qua al centro un documentario sui rettili Friuli Venezia Giulia. Grazie. Era la scusa per...
fare questo cuscinetto fra appunto quello di cui stiamo parlando e un uomo di territorio come il presidente della Proloco di Forgaria, che si chiama Walter Querini. Allora, Querini, il vostro rapporto con questa è una grande opportunità per mettersi anche in vista, no? Certo. Allora, una Proloco che è stata rifondata nel dicembre 2019, dopo un decennio quasi di, non dico inattività, ma di pausa per tutta una serie di motivi. Dicembre 2019 è praticamente la vigilia della pandemia che non ha comunque impedito alla Proloco di iniziare quel percorso che si è proposta di fare, di essere una Proloco diversa, una Proloco dove l'equazione Proloco uguale sagra non c'è, perché le sagre qui a Forgaria le fanno molto bene, perché sono dei grandi professionisti delle associazioni locali, ma una Proloco che sia attenta al territorio, promuova il territorio e più che essere una Proloco, faccia Proloco, fare Proloco, in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale e con le risorse del paese, fra cui ad esempio la riserva dove ci troviamo adesso. Ecco, la collaborazione stretta. Collaborazione molto stretta, specialmente con l'amministrazione, usiamo dire, fare questa metafora, Proloco e amministrazione comunale sono due rotaie dello stesso binario, più sono parallele, più sono dritte, più il treno che c'è sopra con tutti i suoi vagoni corre veloce e soprattutto sicuro. Senta, prossimamente se vogliamo spingere su qualche iniziativa? Allora, attualmente abbiamo il programma Forgaria Arena che è nato l'anno scorso in alternativa alle sagre che non sono state svolte, così anche quest'anno, perciò una serie di serate, spettacoli statici con musica, teatro, presentazione di libri e che si tengono su in questa zona che su nel comune, su a Forgaria in centro, dove sono delle gradinate proprio tipo come Arena, da cui Forgaria Arena, e rivolte al pubblico non soltanto locale ma anche diciamo di tutta la zona collinare e regionale, soprattutto dei turisti che attualmente risiedono e vengono a soggiornare qui a Forgaria. Ecco, una decina le date? Una decina le date, abbiamo iniziato il 3 luglio con un bel concerto della Tiepolo Orchestra di Pordenone e concluderemo il 14 agosto con il concerto della cover band di Zucchero, dove aspettiamo ovviamente un sacco di gente. Particolare importante che tutto questo si svolge in collaborazione con le associazioni locali. Non soltanto con le associazioni ma anche con gli esercenti locali, infatti ad esempio il chiosco a vicenda si alterna nella sua gestione con i vari bar oppure con le varie associazioni, in quanto appunto si tende a dare questo messaggio cioè la collaborazione, la sinergia è quello che fa vincere. Ecco, il 10 luglio c'è stata Magia e Illusionismo, leggo direttamente dal programma. 17 luglio la Cima Rosa a Girotto, viaggio musicale dal 600 al terzo millennio, Enrico Leonarduzzi, Metamorfosi, Stringhe Quartet e Alberto Zongaro. Il 24 luglio, così iniziamo a incuriosirvi, spettacolo narrativo da Matra nella Selva Oscura, comune di Forgaria. 28 luglio teatro, cena con delitto di Anatema Teatro. Il 1 agosto recital, concerto, la storia degli alpini, Luca Piana e il coro alpino di Passons, per passare poi al 6 agosto un altro momento teatrale, Inferno, Anatema Teatro. Il 7 agosto, quindi il giorno dopo, concerto La Notte dei Desideri con artisti locali. Il 13 agosto antivigilia di Ferragosto, presentazione del libro Friuli Venezia Giulia come Aquila in volo e appunto, come diceva il presidente della Proloco di Forgaria, 14 agosto il concerto della tribute band Zucchero. Esatto. Saremo anche a Friuli Doc. A Friuli Doc, ma non sarà la Proloco di Forgaria a Friuli Doc, sarà il territorio di Forgaria Friuli Doc, anche se sappiamo che sono le Proloco, no, che partecipano, e questo lo dobbiamo grazie all'associazione Pecornino che si è resa disponibile per tutta l'organizzazione logistica della manifestazione e della presenza a Friuli Doc, alla quale poi si aggiungeranno tutta una serie di volontari locali che ci danno una mano e che stanno aumentando. Nato 27 anni fa, di fatto sono 26 le edizioni perché l'anno scorso non c'è stato a causa del Covid. Prende l'idea dell'allora presidente della
comune titolato alla memoria della signora Olga Bellina, moglie di un dirigente della SD Riviera degli anni 80-90 che faceva da mamma a tutti i bambini e ragazzi del settore giovanile gestendo i post partita con le classiche merende sportive. Inizialmente nato con 8 borghi, Bueri si era diviso in bordi Sore e bordi Sot, poi ha dovuto adeguarsi alla carenza di atleti e la formula è passata da qualche anno a 7 squadre. Per la 20ª edizione si svolse una specie di palio inserendo nella classifica generale finale tra i borghi anche la gara di Torte, quella di Briscola e quella di Calciobalilla con lo scopo di coinvolgere le intere famiglie di tutte le fasce d'età. Le sfide sono di calcio a 6 sul terreno sintetico degli impianti comunali di Borgo Foranesi, siamo a Magnano in Riviera, con una regola base: possono partecipare solo residenti nei borghi di appartenenza e giocatori che abitano fuori comune ma che abbiano vissuto per almeno 10 anni nel borgo stesso, e da 2 giocatori della prima squadra del Riviera che viene assegnato con estrazione nel momento in cui si stila il calendario. Scopo del torneo è semplicemente quello di ritrovarsi insieme, sfidarsi tra borghi nel più sano spirito sportivo. Alla fine la coppa più ambita resta sempre la Coppa Chiosco, fischio d'inizio domani 19 luglio alle 19, quindi 26esimo torneo dei borghi a Magnano in Riviera, Memorial Olga Bellina, e ringraziamo Fabrizio Piccoli per queste informazioni. Andiamo in pubblicità. Quarta parte di questa diretta dalla riserva naturale di Cornino, sono con il presidente dell'associazione per Cornino, Fabrizio, sì, ciao. Civino. Allora, ma per cosa intanto mi devi spiegare il marchio della maglietta? Il marchio, come vedete, rappresenta le montagne e l'acqua. Perché è questo? Cornino si trova in una posizione, secondo me, bellissima, tra le montagne, tra Monti Prat e il Tagliamento, e quindi appunto per questo abbiamo voluto fare il marchio in questo modo qua. Senti, devi anche gira un attimo, perché Cornin, Berlino e Londra, i 3 paesi più grandi dal mondo. Guarda qui. Adesso spieghi, però. Dico la verità, io sono presidente da 2 mesi, quindi e sono entrato a far parte del direttivo da 2 anni, quindi non è che ho seguito dall'inizio il tutto, anche su sta roba qua del logo, sì. C'è tanto orgoglio in quella scritta. Sì, ma no, siamo orgogliosi come associazione, quel che siamo, perché basta venire ai nostri eventi, alla nostra sagra di Trotta in Festa per vedere che gruppo siamo, gruppo di amici soprattutto, di volontari che danno una mano e fanno del bene per il proprio paese. Scusa, la ragazza con i sandali dorati, i jeans e la maglietta bianca e la borsetta che fa pandan con chi è? Fortunatamente la mia ragazza. Vedi che così l'abbiamo, vedi che ha preso tutto un altro colore, quindi era un po' emozionato. Come la maglia. Senti, fortunatamente quella è la tua ma Trotta in Festa quando è che si fa? Cade la seconda settimana di giugno di ogni anno, dura 4 giorni da giovedì a domenica. Quest'anno l'avete né quest'anno né l'anno prima ho voluto farla a causa del Covid, perché né noi non potevamo rispettare per dirti le regole o la sicurezza a causa del Covid, né potevamo farla rispettare alla gente che sarebbe venuta a trovarci. Che supporto date alla riserva? Guarda, con la riserva, parlando anche della sagra, abbiamo la marcia che organizziamo appunto ogni anno con la sagra. Uno dei percorsi della marcia lo facciamo passare appunto qua vicino alla riserva, con possibilità di visita all'interno per la gente che magari nella marcia vuole fare la camminata più che la corsetta. Allora c'è appunto la possibilità di venire in riserva a visitare. Poi comunque abbiamo un prato, un parco giochi a 500 metri da qua, vicino alla riserva, dove noi ogni settimana tagliamo l'erba, facciamo manutenzione e diciamo che diamo la possibilità quindi a tutte quelle persone che vengono in riserva, che vanno a fare il giro del lago e vanno a fare la passeggiata, di poter venire con i bambini a giocare. Senti, la tua amorosa fa parte del gruppo o non ancora? Non ancora, ma... Vabbè, io guardandola negli occhi prima, come se mi dicessi non sai c'è che aspetta, cioè perché non la fai entrare? Scusa? No, ma da quest'anno è come già dentro. Non è una promessa di matrimonio, qua non riusciamo ancora.
No, ma sarebbe anche... Potresti anche venire a salutare, così non lo lasci solo, e poi andiamo da Fiorenza. Avevi una creatura in quel vaschetto, così la mostriamo. Quindi abbiamo entra nel... Sì, ufficialmente. Quant'è che state assieme, ragazzi? 2 anni ufficialmente, ma... Ufficialmente? Sì, ma siamo sempre stati compagni di classe dall'asilo, quindi ci conosciamo da una vita. Sì. Quindi era scritto quasi. Quello non lo so, però... Dovevi dirmi sì, e guarda che ti guarda dalle tue labbra, dovevi dirmi Anche lui. Come hai detto, scusa? Anche lui. Anche questo è cornino. Siamo contenti. Ma si capisce? Anche questo è cornino, esatto. Anche questo è cornino. Quindi prossimo evento, no, bisogna aspettare, se Dio vuole, il prossimo anno per la festa della trota. Abbiamo anche facciamo anche altri eventi, sempre nel parco giochi, qua dove abbiamo un chiosco. Sì. E facciamo di solito la castagnata che cade ad ottobre e il pignarul che cade a gennaio. Fatevi sentire che magari ne parliamo. Esatto. Va bene? Ciao ragazzi. Grazie mille. Grazie. Ciao. Allora, eccolo qua. Questo lido dei prati, no? Fiorenza, spiegami che cos'è questo? Questo è forse uno degli animali più bistrattati che abbiamo in regione, no? Perché viene creduto un animale pericolosissimo, no? Ok, lo mostriamo bene. Questo è un orbettino, no? Ed è interessante perché orbettino da orbo vuol dire cieco, in realtà come vediamo agli occhietti non è veramente cieco. Perché si chiama orbettino, scusa? Perché la gente crede che sia cieco, credono che non veda. Ma Fiorenza, tu mi illumini oggi, c'è qui. Soprattutto poi quando lo trovano spesso e volentieri danno una badilata in testa perché credono che sia una vipera, quindi un serpente pericoloso, no? In realtà non è neanche un serpente, è una lucertola senza zampe, infatti se io gli stimolo la coda la perde come fanno tutte le lucertole, e a differenza dei serpenti appunto oltre ad avere gli occhi anche le palpebre, cosa che i serpenti non hanno proprio perché è una lucertola, quindi un animale proprio diciamo più sconosciuto di così, proprio mitizzato. Fiorenza, ci vede, non è orbo, non è un serpente, non è una vipera. Batte gli occhi. Batte gli occhi, per cui assolutamente, ecco, ed è una specie di simbolo di tutti questi animali di cui mi occupo, che sono gli anfibi rettili, che sono soggetti di molti miti e leggende, la stragrande maggioranza dei quali sono leggende, appunto, sono chiacchiere, non sono realtà. Quindi alla base grande ignoranza. Purtroppo sì, che permane, nonostante che siamo nel XXI secolo, nonostante che c'è internet, nonostante che ci dovrebbe essere più informazione, e sono animali che ancora oggi vengono esageratamente temuti. Che dimensioni può raggiungere? Questo può raggiungere una dimensione di mezzo metro, quando è grande, questo qua è un giovane esemplare, fino al mezzo metro di lunghezza, e può, anche se non viene ucciso, appunto, può anche vivere molti decenni, anche 30-40 anni, insomma, anche di più. Ed lui si nutre di lombrichi, di lumache, assolutamente, come vediamo, non morde neanche se gli rompo le scatole, insomma, quindi un animale assolutamente, ed vive comunemente anche nei giardini di casa come qua nel prato della riserva di Cornino. Senti, dobbiamo parlare anche di una visita guidata che farete assieme. Sì, adesso facciamo una visita sempre nella riserva, ma verso l'Alveo del Tagliamento, perché sono tra le zone più interessanti, dove c'è una grande presenza di anfibi e rettili della nostra regione. Non a caso anche qua nelle teche ci sono le vipere dal corno, che sono forse il simbolo erpetologico più importante della nostra regione, anche se sono molto temute, in realtà soltanto la nostra regione in Italia ha delle popolazioni vitali di questa specie. Sicuro, prima mi diceva, è ovvio che se tu cammini e gli dai un bel pestone è ovvio che queste reagiscono. Sì, questo è vero, però è un evento estremamente difficile, nel senso che la vipera dal corno, come tutte le vipere, sono animali timidi e fuggevoli, quindi quando ci avviciniamo tendono a scappare. Se poi noi abbiamo un abbigliamento normale, quindi un paio di scarponcini, pantaloni, anche l'eventualità di un eventuale calpestamento per errore con una reazione del serpente, la probabilità che ci faccia male è veramente bassa. Normalmente le vipere colpiscono gli arti superiori, perché magari la gente va a lavorare senza prestare molta attenzione, oppure gli animali domestici. Certo è che bisogna solo fare attenzione, tutto qua. Quindi le tappe, il gruppo mi sembra nutrito, perché ho già visto... Ho detto che è nutrito, le tappe no, semplicemente partiamo dalla riserva e poi scendiamo lungo il tagliamento e poi ritorniamo su, e alle 8 di sera faremo vedere il documentario sugli anfibi rettili del Friuli Venezia Giulia. Che sono in aumento, il numero è statico? Purtroppo normalmente noi abbiamo una situazione abbastanza buona in regione per quanto riguarda gli anfibi rettili, ma in generale sono animali legati al suolo, e siccome noi sappiamo che il territorio si sta, diciamo, rovinando, per dire una parola un po' volgare,
gli anfibi soprattutto, ma anche i rettili, tendono a diminuire nel lungo periodo. Alcune specie cominciano a diventare molto, molto rare, pensiamo al proteo nella zona del Carso o a qualche specie di rana endemica come la rana di Latast nelle zone della bassa pianura friulana. Quanto incide l'inquinamento? Su questi animali, sui rettili relativamente poco, sugli anfibi invece molto, ma negli anfibi proprio poi ci sono molteplici fattori che li fanno diminuire a livello mondiale, quindi non è solo un problema della regione ma un problema mondiale. Prima di tutto c'è sicuramente l'inquinamento, ma il cambiamento climatico in corso con queste forti escursioni di piogge e di secco, poi vi è l'introduzione di specie alloctone come per esempio pesci nella ghita alta quota o altri animali come il gambero della Louisiana. Poi vi è sicuramente il grosso problema principale è adesso la globalizzazione che ha importato delle virosi. Ahimè, i virus non colpiscono solo gli uomini ma anche gli anfibi, per cui ci sono delle virosi che sono ancora una volta formate nell'est dell'Asia, che sono arrivate in Europa e su alcune specie, soprattutto in Germania sulla salamandra pezzata, stanno decisamente decimando le popolazioni. Scusa, ma adesso non voglio fare le solite domande, ma è casuale? Ma sempre là? In questo caso sembra buffo, sì, ma sembra tutto arrivare da là. Quindi anche gli antivirus famosi dei topi adesso che si parla della febbre del topo, l'antivirus per la prima volta è stato identificato in un topolino che vive anche da noi, che è il topo selvatico rosso striato, proprio in Corea. Quindi sempre da lì è una sfortuna. Sì. Abbiamo, guarda, 2 minuti, il professor Bassi ci ha detto che le domande più ricorrenti dei bambini quali sono? Ma i bambini sono sempre estremamente curiosi e devo dire hanno 1 o 2 passi avanti rispetto agli adulti. Di solito fanno le domande che a volte ti spiazzano perché sono i rettili e mi dicono perché tu li tiri in mano. Problemi perché comincia a essere messo in dubbio. Grazie. Prego. E buona escursione. Abbiamo ancora 1 minuto e mezzo sicuro. Come vogliamo salutarci? Non facciamo parlare la vicepresidente perché sennò la prossima volta che passo per Cornino mi tira guai. La ringraziamo perché è la prima volta che ha parlato a un microfono. Per me è già una bella domenica. Sì. Allora, io vi ringrazio, comunque è un augurio per tutti di poterci visitare, di venire a trovarci. Noi abbiamo un folto numero di eventi che comunque si protrarranno fino alla fine dell'anno, quindi seguiteci attraverso i social e nelle nostre pagine Facebook e venite a visitare questi luoghi che sono dei luoghi che comunque hanno bisogno anche dei visitatori per potersi sostenere, crescere e portare avanti progetti importanti come questo. Il sito com'è? www.riservacornino.it. Quindi facilmente? Facilissimo, sì, e anche la pagina Facebook, quindi Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino. Allora, grazie di cuore, grazie a questo gruppo di persone che come avete visto vogliono bene al loro territorio, come vogliamo bene noi al nostro territorio, cerchiamo di raccontarlo nel migliore dei modi, grazie alle riprese di Paolo Bassi e alla regia di Fabio Di Bernardo. Grazie di cuore e approfitto dell'occasione per dirvi che il 20, martedì, riparte lo Scrigno e celebreremo degnamente i 55 anni del gruppo Danzerini di Pasian di Prato, puntata tutta realizzata in esterna, così riusciamo a essere un po' di più e a rispettare le norme anti-Covid. Buonanotte, arrivederci. Laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love it, so please don't stop it.